Il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, vieta la preghiera nel centro culturale di via Aquileia e scatta la protesta. La sede culturale, presa in affitto dai cittadini del Bangladesh, infatti, non potrà essere trasformata in un centro di preghiera per i limiti imposti dalla destinazione urbanistica dell'area. E allora, per manifestare il proprio dissenso contro la decisione del primo cittadino, sabato 21 la comunità islamica regionale scenderà in corteo in via Baffile a Jesolo. Sandra Di Piave trova a terra un portafoglio contenente 5.000 euro e lo restituisce al legittimo proprietario. È accaduto all'esterno di un bar. Protagonista di questa storia è un ex affiliato alla banda Maniero, Claudio Mengo, sessantenne del posto. Indescrivibile la gioia del proprietario del portamonete che con quei 5.000 euro doveva saldare il conto del dentista. Andiamo a Mestre. Sognava di avere una piscina in casa e ha ben pensato di realizzarla a costo zero, svuotando l'appartamento e riempiendo le stanze d'acqua. Per farlo ha liberato l'abitazione lanciando mobili e suppellettili dall'ultimo piano di una palazzina della centralissima via Caneve. L'uomo, di nazionalità britannica, è stato ricoverato d'urgenza in psichiatria. Cavarzere. 3 anni fa rimase coinvolto nell'inchiesta sul boss cinese di Mestre, Luca Kekepan, e patteggiò 2 anni di reclusione per corruzione e associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ora la Corte dei Conti del Veneto ha condannato un vigile 54enne di Cona a pagare al comune di Cavarzere, di cui era dipendente, la somma di 43.000 euro a titolo di risarcimento per il danno all'immagine e per il danno da disservizio provocati alla pubblica amministrazione. Tessera. Saranno almeno 400 i voli cancellati in occasione dello sciopero indetto dal sindacato autonomo LICTA dalle 13 alle 17 di sabato. I controllori di volo incroceranno nuovamente le braccia per protestare contro una questione riguardante le pensioni. Disagi potrebbero verificarsi anche nello scalo veneziano di Tessera.